Simone Piroddu, è una festa sorpresa per un ragazzo che abbiamo seguito dall'inizio della sua carriera, che è culminata con questa conquista del campionato europeo e poi l'ultima sfortunata prestazione al mondiale, però una stagione davvero da incorniciare. Ti aspettavi tutte queste persone stasera a festeggiarti? No, sinceramente no, mi hanno fatto una bella festa, ringrazio tutti e niente. Prossimo appuntamento Simone, perché tanto sappiamo già che ormai sei nell'orbita anche della nazionale, quindi avrai grandi impegni. Il prossimo obiettivo è vincere gli italiani assoluti per cercare di qualificarmi alle Olimpiadi. Olimpiadi che ricordiamo si svolgeranno a Tokyo e finalmente un altro Piroddu alle Olimpiadi a seguire le orme di qualche tuo parente. Esatto, sì, si spera di arrivare sino all'apice. Simone, tanto sacrificio però grandi soddisfazioni, perché poi l'europeo, campione europeo in carica, campione italiano, davvero viene ripagato, no? Quanto tu stai mettendo e stai rubando a quella che è la tua giovane età. Sì, tanti sacrifici, ma comunque è sempre un onore vincere campionati europei, giochi europei, vieni ripagato insomma. Simone, un ringraziamento particolare a questo tuo coach, glielo vogliamo fare? Sì, ringrazio tantissimo mio padre che sacrifica tutto, ma anche mia madre e la mia sorellina. E la sorellina che insomma non dimentichiamoci che è sulle tue orme, sono buone orme. Sì, anche lei partecipa ai europei e è andata anche molto bene. Adesso ti lasciamo la festa, sei di poche parole ma poi sul tatami insomma fai vedere quanto vali sulla tappettina, no? Sì, dai, ciao a tutti.